Sarà il suo principale cavallo di battaglia. Matteo Salvini, da neo ministro dell'Interno, è stato subito chiaro sulla linea che adotterà il nuovo governo giallo-verde sul fronte dell'immigrazione. Ecco le sue parole in una delle prime uscite pubbliche da esponente dell'esecutivo. E una delle priorità è fare in modo che per gli immigrati clandestini in questo paese si spendano meno soldi e si perda meno tempo. Si spendano meno soldi e si perda meno tempo. Lo dico a voce alta, gli immigrati regolari e perbene non hanno niente da temere in questo paese, i figli loro sono figli miei, per gli immigrati clandestini è finita la pacchia, preparatevi a fare le valigie. Tema, quello dell'immigrazione, che ha poi ripreso anche nella tappa siciliana. A Pozzallo, il leader della Lega ha definito la Tunisia un paese libero e democratico che non sta esportando gentiluomini e che spesso e volentieri esporta galeotti. Così è scoppiato il primo caso diplomatico per il governo Conte a sole 72 ore dall'insediamento. Salvini poi ha spiegato: non arrivo al Ministero dell'Interno con la clava a cambiare tutto. Sull'immigrazione c'è tanto da fare, ha aggiunto, ci sono accordi di riammissione con alcuni paesi, con altri non ce ne sono, alcuni invece non li rispettano, non ci sono bacchette magiche, occorre lavorare sulla riduzione dei costi perché non è possibile che l'Italia sia il paese europeo che paga di più coloro che soggiornano qui e fanno domanda di asilo politico. Occorre lavorare sui tempi perché non è ammissibile che ci si mettano 2 anni e mezzo dallo sbarco alla chiusura della pratica di asilo politico. Il titolare del Viminale infine ribadisce: l'Italia non può essere trasformata in un campo profughi a nome e per conto dell'Europa. E sull'argomento interviene il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e presidente della Commissione CEI per la Carità, che commenta le parole del ministro dell'Interno. È chiaro che la responsabilità dei morti non è solo una questione di proclami, solo elettorali, sono morti che pesano sulla coscienza di tutti. Una soluzione va trovata, ma se mettiamoli fuori diventa problematico perché sono vite umane e non si possono scartare come se niente fosse. Per adesso siamo in attesa di cosa il ministro intende fare, ha osservato ancora Montenegro. Adesso che Salvini siede dietro una scrivania e dovrà fare scelte, credo che solo dopo queste scelte, non soltanto sulle sue promesse o sui desideri, si possono dare giudizi. E sull'aiuto dell'Europa il cardinale ha sottolineato: chissà perché la politica non ha il coraggio di cominciare a scrivere questa pagina. La soluzione non può essere affidata a una sola nazione. Il discorso è complesso e va affrontato. Finora c'è stato uno scaricabarile, ha concluso l'arcivescovo di Agrigento.